Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro solito Simone Baldessin e la lezione che state per vedere è un estratto appunto da una delle lezioni che tengo nel corso web design di Veneto Formazione. Trovate tutte le informazioni su venetoformazione.it e vi ricordo che se volete approfondire l'argomento e partecipare a uno dei nostri corsi, al corso web design, ma è valido anche per altri corsi, potete utilizzare il mio coupon sconto di 200 euro. Trovate tutte le info su come richiederlo e come attivarlo nella descrizione di questo video e nei video successivi dove affronteremo altre lezioni. Vi ricordo altresì di iscrivervi al canale per aiutarmi a fare crescere questa dannata community, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, eccetera 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 eccetera. Sigla! Bene, allora partiamo un attimino da questa prima lezione, mettiamola così, ok? Allora vi spiego un attimo come funziona. Per le prossime 14-15 settimane lezioni, andando a ficcare in mezzo anche con video, vita freelance o novità se escono sul mondo del web in generale, insomma affronteremo dei piccoli estratti dalle lezioni che tengo ai corsi di Veneto Formazione, ok? Quindi saranno tutte le basi di un corso di web design, ok? Dalla 16ª lezione in poi, cosa che faremo? Prenderemo tutto quello che abbiamo imparato in queste 15 lezioni, che non ho idea di quanto dureranno, potrebbero essere lezioni da 5 minuti, altre da 10, da 20, 30, che cazzo ne so, non ha nessuna importanza, ok? E andremo a costruire un sito mettendo insieme, stiamo sempre parlando comunque di HTML e CSS, tutte le dinamiche del caso. Eventualmente poi, se la cosa vi piace, possiamo portare avanti e parlare un po' di JavaScript, di jQuery, ok? E poi ritorniamo a parlare insomma delle solite cose. Ma è da molto tempo che voglio fare questa cosa e di conseguenza sono molto contento di poter affrontare finalmente un mini corso di web design, come è piaciuto molto il mini corso di PHP MySQL che avevamo fatto precedentemente. Quindi ben venga e andiamo. Allora, un po' di teoria velocissima che non fa mai male, perché un professionista due robe le deve sapere, anche se andiamo letteralmente proprio super easy e super rapidi, ok? Quindi internet nasce durante la guerra fredda negli Stati Uniti d'America con il nome di ARPANET, è un progetto militare, il progetto si evolve, la guerra fredda finisce, tutto quanto finisce al CERN di Ginevra negli anni 90, credo, se non ricordo male, viene creato il primo sito, ma la dinamica sostanzialmente è questa, cioè come funziona internet, come funziona il discorso dei siti, del codice, eccetera. È facilissimo il concetto, cerco di spiegarvi tutto nel modo più basico possibile, ok? Di per sé la logica è questa: abbiamo una macchina che si chiama browser, ok? Un'applicazione che serve a renderizzare quello che noi scriviamo, abbiamo un linguaggio libero, non proprietario, che viene scelto, ok? Che è l'HTML, acronimo di Hypertext Markup Language, che viene oggi rilasciato alla versione 5, anzi è più corretto dire è attualmente in uso la versione 5 da più o meno, se non ricordo male, aprile del 2014. Esiste un consorzio che si chiama V3C che si occupa di tutti gli standard del web, quindi che dà le regole, eccetera eccetera. Il linguaggio è in continua evoluzione, quindi sulla base di questo ovviamente se va avanti, eccetera. Tenete anche conto che ipoteticamente l'HTML5 dovrebbe essere stato rilasciato quest'anno, nel 2022, non si sa perché, insomma 7 anni fa, 8 anni fa, dal nulla è diventato uno standard e tutti ci siamo buttati a imparare come fare. Prima si utilizzava un linguaggio di transizione che si chiamava XHTML, che si chiama ancora 1.0 Transitional, che ha fatto da traino tra l'HTML4, credo fosse intorno al 1998, anzi forse 98-99, ok, e l'evoluzione fino al 2014. Fin qua niente da ridire. Ma come funziona? Capiamo sta cosa. Allora, questo che vedete qua è un text edit normalissimo, o come può essere un Word, ok? O come può essere una semplice area di testo, what you see is what you get, di quelle che dove scrivi poi vai a cliccare roba per dare una forma grafica. Quindi il concetto di fondo è questo: se io scrivo hello world in puro stile WordPress, ok, e volessi andare a trasformare questo in grassetto, voi sapete benissimo che vi basta evidenziare e premere la B di bold. Ok, questo è quello che succede normalmente quando noi utilizziamo questo tipo di software. Bene, il concetto del web è la stessa identica cosa, solo che quello che fa lo sviluppatore è scrivere del codice che viene interpretato. Quindi io, per avere lo stesso risultato, scriverò questo utilizzando dei marcatori HTML, adesso vediamo un attimo cosa sono, e il browser saprà esattamente che deve interpretare questa cosa, quindi non mostrarci la scritta strong, ma mostrarci il testo
in grassetto. Esiste un marcatore per qualsiasi cosa. Per quanto riguarda invece gli stili, ne parleremo al prossimo video, ok? Benissimo, allora quando noi andiamo a fare del codice ci dobbiamo far aiutare da degli strumenti, dagli IDE, ok? Dagli software che ci aiutano nello sviluppo del codice, ma obiettivamente potremmo scrivere l'HTML a mano anche su un file TXT, ok? Perché l'interpretazione poi viene fatta dal browser. Quindi, detto questo, io utilizzo Atom, che è questo qua. Ok, è un software gratuito fatto dai ragazzi di GitHub che però quando lo scaricate è completamente vuoto, quindi necessita l'installazione di tutta una serie di pacchetti. Per installare e configurare correttamente Atom vi rimando a un altro mio video che si trova nel canale, ok? Una volta che avete fatto questo passaggio potete serenamente creare una cartellina che chiameremo esercizio 1. Vi ricordo già in partenza, buona regola, i nomi dei file e delle cartelle vanno sempre scritti in minuscolo, senza spazi e senza caratteri speciali. Per capirci, se io devo scrivere una roba tipo il mio è un bel esercizio, scriverò il trattino mio trattino e senza l'accento trattino un trattino bel trattino esercizio, bel senza apostrofi se ce ne vanno, senza punti esclamativi, senza maiuscole da nessuna parte. Questa cosa WordPress la chiama lo slug ed è esattamente il passaggio che lui fa quando scriviamo il titolo di un post di una pagina, ok, e la trasforma nel link andando a eliminare tutte le caratteristiche slug o permalink che dir si voglia nel risultato finale, ok? Prendiamo la cartellina e la andiamo ad aprire con Atom. Bene, ora che Atom si è aperto, quello che dobbiamo fare è cliccare tasto destro New File e creare la nostra home page. La nostra home page è un file che si chiama index.html. Perché index? Index sta per indice ed è esattamente la pagina iniziale di un sito, cioè quella che viene cercata dal browser nel momento in cui noi scriviamo solamente il nome a dominio www.simonebaldassin.com. Verrà cercato il file index che fa da root, da radice per tutto quello che è poi la struttura che ci gira intorno. All'interno di Atom possiamo installare e attivare un pacchetto di suggerimenti molto interessante e utilizzatissimo dagli sviluppatori che si chiama Emmet. Lo trovate nei pacchetti della descrizione del video su come installare Atom, ok? Quindi per lanciare il nostro foglio di lavoro scriverò HTML 2.5 e premerò il tasto Tab e mi apparirà la struttura, Command S salvo, la struttura che compone tutti quelli che sono i marcatori che vanno a gestire gli elementi del DOM, della sequenza di elementi che compongono una qualsivoglia pagina web, cioè tutte le pagine di un sito web sono fatte così, iniziano con questa roba che si chiama doctype e si chiudono con la chiusura di questo marcatore /html. Questa è la sorgente. Se vado sopra index e faccio command O semplicemente tasto destro open browser, potrò vedere, in questo caso utilizziamo Chrome, una bellissima pagina bianca. Questo è un default, ok? Se faccio tasto destro visualizza sorgente pagina, potrò vedere il codice che ho scritto e che viene interpretato in questo momento dal browser e che mi mostra quel default, una semplice pagina bianca dove l'unica cosa visibile è questo marcatore che si chiama title, che ci mostra la scritta document, molto importante per il SEO, per il posizionamento, ed è la prima cosa ovviamente che troviamo in una scheda di un browser. Tutto quello che vediamo qua invece sono marcatori HTML, sono composti da queste strutture, vedete, si aprono con il minore, nome del marcatore, si chiudono con il maggiore. Alcuni sono vuoti, come ad esempio questo, cioè si chiudono su se stessi, vedete? Mentre altri hanno il marcatore di chiusura, quindi hanno un'apertura, un contenuto e hanno poi il marcatore di chiusura, lo posso vedere dallo slash qui davanti. Questa struttura è un'alberatura, un insieme di elementi, parte con il doctype che va a dichiarare la tipologia di linguaggio che il browser deve andare a ricercare per poter interpretare il codice scritto in questa pagina. Siccome nell'HTML5 il punto di partenza e il riferimento globale è sempre minimal, questa è la dichiarazione semplicissima, doctype HTML. Qui abbiamo il marcatore HTML, questo è un attributo, vedremo più avanti poi che di attributi tutti i marcatori ne possono avere un botto e capiremo a cosa servono. Questo è il valore di riferimento di questo attributo, come possiamo vedere che UTF-8 è il valore di riferimento di questo attributo, quindi questo è un insieme di elementi, la pagina deve stare tra l'apertura di HTML e la chiusura di HTML.
Dentro la head, questa parte, la testa, abbiamo un insieme di informazioni, una serie di informazioni che daremo al motore di ricerca, il titolo della scheda, un paio di cose che si chiamano meta che vediamo lì, altre ne dovremmo andare ad inserire e poi andremo ad inserire i collegamenti a vari script, piuttosto che font, piuttosto che fogli di stile, di cui parleremo, ripeto, la prossima lezione. Tutto il sito invece va inserito all'interno di questa cosa che si chiama body. I marcatori HTML si dividono in due famiglie, almeno inizialmente. Vengono definiti marcatori di blocco e marcatori in linea. Tradotto, un marcatore di blocco ha questa caratteristica: manda a capo, cioè ciò che scrivo dopo, chiuso il marcatore, seguirà in un'altra riga. I marcatori in linea invece servono a creare del testo in linea. Ok, quindi dico, non solo del testo, anche altri che vedremo per fare altre cose. Di per sé il concetto è che i marcatori in linea, ciò che io vado ad inserire dentro un marcatore in linea rimarrà uno a fianco all'altro, si allineeranno finché lo spazio ovviamente lo permette. Se lo spazio finisce, ovviamente andrà a capo per ovvi motivi. Partiamo dai primi marcatori, sono tutti marcatori di blocco. Nell'HTML e nel mondo della SEO e del web abbiamo 6 marcatori per fare i titoli e un marcatore per fare i paragrafi. Questi marcatori si chiamano H1 Headline 1, H2, H3, H4, suppongo che siate già in grado di indovinare gli ultimi due, H5 e H6. Perché sono 6? Beh, perché hanno una valenza completamente diversa all'interno delle strutture. Quindi, in ottica di posizionamento, adesso li andiamo a vedere un attimo, si aprono, li abbiamo scritti, abbiamo salvato, ritorno nella pagina del browser, faccio un ricarica e posso vedere i marcatori. Questo è ciò che noi vediamo, questo è ciò che noi abbiamo scritto, ok? Sono marcatori di blocco, vanno uno sotto l'altro, non è che vanno uno sotto l'altro perché li ho scritti uno sotto l'altro. Se anche io piglio questo e glielo metto a fianco qua, non cambia un cazzo di niente, ok? Loro sono nati per mandare a capo, da qui marcatori di blocco. E sono anche, come possiamo vedere, dei marcatori con un contenuto, cioè hanno il marcatore di chiusura. Qual è il contenuto? Ovviamente il titolo, ok? Come funzionano i marcatori per i titoli e perché sono 6? Perché fanno 6 cose diverse. Allora, Google si aspetta di trovare in ogni pagina di un sito un titolo principale e questo è determinato dall'H1. Quindi Google andrà a cercare dove cacchio sta l'H1, il titolo principale della pagina. Dice: spiegami l'argomento di questa pagina. E Google non ama i duplicati, quindi title e H1 dovranno essere unici. Ok, quindi ogni pagina dovrà avere il suo. Il concetto di fondo lo possiamo tradurre così: ehi, se hai due title e due H1 uguali in due pagine diverse, perché cazzo non mi hai fatto una pagina solo? Cioè, che scopo ha andare a mettermi lo stesso argomento in due pagine? Anche perché con i miei algoritmi io andrò a scegliere tra le due quale indicizzare in base a quella che ritengo più interessante, perché tanto l'argomento è lo stesso. Cioè, gli algoritmi di Google sono estremamente intelligenti. H2 e H3 sono due marcatori per fare i titoli, gli altri titoli presenti nelle pagine, quindi di partenza potremmo dire che di H1 dobbiamo metterne solamente uno per pagina, e quello Google si aspetta di trovare, salvo altre situazioni di cui parleremo magari più avanti, ma sicuramente all'interno delle pagine avremo altri titoli da dover utilizzare, quindi ben vengano gli H2, ben vengano gli H3. Potremmo interpretare l'H2 come titolo, H3 come un sottotitolo, se ce ne fosse la necessità. Di per sé il concetto è che entrambi fanno la stessa cosa, hanno la stessa valenza e ne posso usare quanti mi pare. H4, H5, H6 non hanno grossa valenza in ottica di posizionamento, molte volte anzi l'H4 viene usato al posto dell'H1 se per caso io voglio andare a fare un titolo che però non mi interessa che sia ragionato in ottica di posizionamento, cioè magari poi l'H1 ce lo metto da un'altra parte perché invece voglio avere un impatto iniziale con una certa frase che con la SEO e il posizionamento di quel sito lì non serve un cazzo, ok, di fondo. Sulla base di questo, obiettivamente, voglio mostrarvi velocemente il giochino dell'H1 per capire un attimo il concetto. Quindi se io vado, ve lo faccio vedere sul mio che ci mettiamo meno, che è un esempio che faccio spesso, simoneballesin.com. Ok, si vede l'H1, web designer freelance, realizzazione siti WordPress a Treviso. Ok, fantastico. Questa è una call to action. Quest'area si chiama above the fold, è l'area visibile in un sito prima di effettuare uno scroll. Ok, questo è il menu di navigazione, questo qui è il logo è sempre un link che rimanda alla home page. Ok, se scendo troverò degli H2 presumibilmente.
e poi magari troverò, iscrivetevi al canale ragazzi, iscrivetevi, basta che cliccate qui. Poi avrò degli altri H2, poi magari avrò degli H3, ok? E via dicendo. Sicuramente non avrò degli H4, ma li andrò a utilizzare, gli H4, gli H5, penso di aver mai usato un H6 in vita mia, in queste aree qua dove abbiamo il piedi pagina, questo si chiama footer, questa parte sopra invece dove c'è il menu e il logo si chiama header, ok? Quindi dove comunque ci sono informazioni di servizio, ma nient'altro di che. Ok, solamente semplici informazioni di servizio che servono anche per legge, per il GDPR e tutte quelle dinamiche lì relative alle leggi. Voglio spiegarvi quindi velocemente che cos'è il discorso dell'H1. Vedete, se io vado nella pagina del blog, vedrò il mio H1 e capiamo il giochino. Blog vari ed eventuali dal mondo del web, fantastico, però se scendo qua sotto vedrò degli altri titoli H2 che sono titoli del singolo articolo. Bene, il giochino è questo. Se in questa pagina di anteprima questo è un H2, quando entro in questo specifico articolo, quell'H2 di là diventa l'H1 di questa specifica pagina. 5 punti da conoscere per realizzare un sito che funziona. Non mi ricordo nemmeno averlo scritto. Di quando è? Uff. Sarebbe divertente che io ricominciassi a scrivere sul blog, però o faccio i video o scrivo sul blog, ok? E qui vedete poi posso usare gli H2, gli H3 e tutto il resto che c'era dietro. Questo è il giochino che facciamo con i marcatori per i titoli. Per quanto riguarda invece le dimensioni e gli spazi che vedete, ne parliamo con i fogli di stile, ok? Tanto qui possiamo fare tutto quello che vogliamo. I titoli sono di default bold, quindi un font weight, un peso di 700. Ne riparliamo in un'altra lezione. E il colore nero ovviamente è a sua volta un default, come la famiglia di riferimento del font che abbiamo utilizzato. Poi i paragrafi. Allora, nella maggioranza dei casi l'unica cosa certa è che quando facciamo un progetto sia grafico che poi a codice, l'ultima roba che arrivano sono i testi e le immagini definitive. Quindi si utilizza il testo segnaposto lorem ipsum, altro non è che un estratto da un paragrafo di Cicerone, ok, di un libro che si chiamava De Minimum Bonorum et Malorum o qualcosa del genere, del secondo secolo a.C. o qualcosa del genere. Ok, di per sé è stato un ricercatore, aveva trovato questo testo perché cercava delle ricorrenze su questo termine che si chiama consectetur. Sono 200 parole estratte da questo capitolo, ok, da questo paragrafo di questo libro. Non è latino perché le parole sono state tagliate, perché vengono mescolate di volta in volta per dare un risultato visivo di testo, ma di per sé la mescolanza del vero latino creava molto spesso dei passaggi volgari o troppo ironici che non andavano bene. Quindi il testo segnaposto del lorem ipsum, ok, non è latino ma è un estratto dal latino, né più né meno. Per quanto riguarda il paragrafo, questa è la sua formattazione. È un altro marcatore di blocco con un contenuto. Il font weight in questo caso, vedete, non è 700 ma bensì 400, quindi è un semplice paragrafo con un testo più fine, ok, più delicato, ok. Anche in questo caso possiamo modificare sostanzialmente tutto. Quello che poi possiamo utilizzare all'interno di un paragrafo sono altri 3 marcatori, ok, che vediamo velocemente che ci possono servire. Il primo è quello che abbiamo già visto nell'esempio, si chiama strong ed è il marcatore che si occupa di fare il grassetto e dare un po' di enfasi alle frasi per i motori di ricerca. Ce n'è un altro che si occupa dello stesso scopo, che si chiama EM, che fa sostanzialmente, lo mettiamo qua, il corsivo. Sono marcatori in linea perché non ha alcun senso che all'interno di un testo, quando inserisco delle modifiche visive, ok, mi vada a capo. Non vedo un motivo per cui dovrebbe essere così, ok. E poi se voglio andare a spezzare i paragrafi dove voglio io, quindi mandare a capo, supponiamo che voglio mandare a capo qui dopo il grassetto, posso utilizzare questo marcatore che si chiama break, BR, che fa solo quello, manda a capo, vedete, il paragrafo dove dico io, da utilizzare con un po' di parsimonia, perché in un sito web poi responsive, perché responsivo fa veramente schifo come concetto, adattivo, mettiamola così, un sito che come tutti i siti moderni si deve adattare ai dispositivi, ovviamente e inevitabilmente, ok, si adatterà in base a quando finisce lo spazio. Vediamo un po' cosa mi sono dimenticato. Assolutamente niente, faccio solo un'ultima carrellata qui in alto e rivediamo questa situazione.
Ok, allora cosa sono questi tre qua? Abbiamo già visto cos'è doctype, cos'è HTML, cos'è head, cos'è body e che cos'è il title. Questi invece tre meta servono a fare due cose semplicissime. Il primo, il charset, va a definire la codifica di carattere che deve essere utilizzata per renderizzare il sito. Il meta viewport e il suo compare appena sotto invece sono i pulsantini che attivano il responsive design all'interno dei siti web. Bene ragazzi, allora siamo andati più lunghi di quello che pensavo. Comunque alla fine per questa prima lezione è tutto, ok? Spero che le informazioni vi siano state utili, spero che l'idea vi piaccia, che il corso comunque sia fruibile in maniera utile per voi e sia divertente, sia per chi si vuole approcciare a queste cose, sia per fare un bel ripassone per chi invece queste cose magari le sa già, ma rivederle un attimino, mettere i puntini o magari approfondirle semplicemente perché le abbiamo imparate in un certo modo e non abbiamo la consapevolezza che sia effettivamente giusto quello che abbiamo imparato. Io per primo comunque adoro sempre il fatto di mettermi in discussione e confrontarmi con quello che dicono altri professionisti nei loro video, anche per avere conferma che quello che faccio e quello che dico ha senso, è giusto. E con questo io direi che per questa lezione abbiamo chiuso. Noi ci vediamo al prossimo video con i fogli di stile, ok? Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo come sempre alla prossima. See you next time guys.